L'ennesimo SOS sulla carenza di manodopera arriva dalla Confartigianato, più che un'emergenza, una cronicità che riguarda l'intero bel paese, con il Veneto che non fa eccezione. Anzi, nella nostra regione, afferma il report degli artigiani, le imprese fanno fatica a trovare oltre la metà del personale necessario, il 51,4% per l'esattezza, con punte del 70% nella carpenteria metallica e nell'edilizia. Non a caso gli stessi costruttori veneziani, Lance, è pronta ad avviare corsi per migranti a settembre, e l'assenza di lavoratori è la cartina di tornasole di un'economia che comunque cresce, come conferma la stessa CGIA di Mestre, secondo cui il PIL veneto chiuderà il 2023 con il più 1,24%, subito dopo la Lombardia. Le costruzioni e i servizi, in particolar modo il turismo, saranno i settori che, nonostante il rallentamento dell'economia in atto in tutta Europa, consentiranno alla nostra regione di rimanere leader a livello nazionale. Un dato niente affatto scontato se si considera la recessione tecnica di alcuni paesi dell'Eurozona, Germania in primis, principale partner manifatturiero del Veneto, ma non tutte le province procedono di pari passo. Venezia e Belluno, per esempio, devono ancora recuperare alcuni punti per ritornare ai livelli pre-Covid. Restano le ombre sull'inflazione, su salari comunque troppo bassi, ma il dato macroeconomico regge. Non è da escludere comunque che la ripresa autunnale ci possa riservare delle brutte sorprese. Tuttavia siamo fiduciosi perché il tessuto economico del Veneto, costituito prevalentemente da piccole imprese, ha dimostrato in questi ultimi anni così difficili di avere nel suo DNA gli anticorpi necessari per superare con successo qualsiasi avversità.